Oggi voglio dare 5 consigli a chi sta cercando un fotografo o un videomaker di matrimonio. Sono Francesco Campo e di mestiere faccio il fotografo ed il videomaker principalmente nel mondo del wedding, ma non solo. Il primo consiglio può sembrare banale, ma sta alla base della scelta della persona che sarà addetta a raccontare quello che potrebbe essere, dovrebbe essere uno dei giorni più importanti della vostra vita. E apro una parentesi prima ancora di iniziare. Sono consigli visti dal punto di vista di un addetto ai lavori che cerca di immedesimarsi nei panni di chi invece si sta sposando, non avendolo ancora fatto, ma soprattutto conoscendo benissimo alcune difficoltà, perplessità che invece viviamo noi lato fotografia e video. Iniziamo con un primo consiglio che è semplicissimo e sembra un'ovvietà, ma credetemi non lo è. Capite quanto sia importante per voi avere le fotografie e il video quel giorno, quanto per voi quella cosa lì conta. Quindi dovete capire quanto effettivamente vi piace, quanto è importante per voi avere a fianco determinate persone piuttosto che altre, perché c'è chi frega tantissimo e cerca sul mercato il miglior fotografo sulla piazza, c'è chi invece vuole accanto a sé il cugino che è un fotoamatore oppure un professionista, però lo vuole accanto per quel motivo lì, che sia affettivo, emotivo o semplicemente economico. Il secondo consiglio che voglio darvi è quanto siete disposti a spendere. Non è per essere venali, però anche questo incide. Sul mercato siamo tantissimi, una miriade, e ci spostiamo. Non è assolutamente un problema, anzi è una cosa molto molto bella, perché siete voi i padroni del vostro racconto, siete voi i padroni della vostra storia, siete voi i padroni della vostra giornata, quindi è bello che sia così. Però il costo è importante, cioè quanto noi vendiamo un prodotto è importante, quindi anche per voi è importante capire quanto siete disposti a spendere, e questa cosa qui è legata al primo consiglio, cioè quanto per voi è importante. In base a quello capite quanto siete disposti a spendere per una cosa che sia più o meno importante. Sembra una cosa banale, ma il costo quasi sempre è motivato, nel senso che se qualcosa costa tanto ci sarà un motivo, se qualcosa costa poco ci sarà un motivo, se una Ferrari costa tanto ci sarà un motivo, se una Panda costa tanto ci sarà un altro motivo. Ora, bene o male funziona così per quasi tutti i prodotti e servizi, funziona così anche per chi vende un prodotto o un servizio, quindi che sia per un motivo artistico, quantitativo, qualitativo, di pregio oppure tecnologico o umano, comunque da qualche parte il costo è giustificato. Quindi capite quanto siete disposti a spendere e vi muovete nel range che avete stabilito, andando a cercare quelle persone, quei professionisti, quei cugini che si piazzano su quel tipo di mercato lì. Il terzo consiglio, che come avrete capito insomma sono propedeutici: conoscete il fotografo, spendete, investite del tempo nel conoscere i fotografi che vi piacciono, fate una preselezione, 2, 3, 4 fotografi, contattateci, scriveteci, conosceteci, perché questo è un lavoro che non si basa solo e esclusivamente sul risultato. Conosceteci, e non è solo importante da un punto di vista prettamente umano, perché entrando più a contatto è più semplice essere a proprio agio, soprattutto se non si è abituati a stare davanti a una macchina fotografica, ma è importante perché così vi fate un'idea del motivo per cui un determinato prezzo esiste o meno. Capite cosa vi dà un fotografo, cosa vi proponiamo, cioè parlateci. Capite esattamente che tipo di servizio vi propone, cercate di essere il più curiosi possibili, il più precisi possibili, il più pignoli possibili, e se lo siete e il fotografo dall'altra parte si indispettisce, forse non è la persona giusta per voi. Se dall'altra parte c'è una persona che invece in qualche modo, come fa Salvini, matcha con quelle che sono le vostre esigenze, allora forse è la persona giusta. Se poi si incastra bene con le vostre esigenze e un lato umano che empatizza tanto, signori, credo che lo abbiate trovato. Il quarto consiglio è legato a questo, appunto, cioè confrontate tantissimo le varie scelte, i vari fotografi, non vi fate problemi, confrontate, e se un fotografo si incazza perché andate da un altro, ce ne faremo una ragione.
ma credetemi che la stragrande maggioranza o quasi tutti quelli che conosco sono consapevoli del fatto che vi guardate attorno, è un libero mercato e funziona così. L'ultimo consiglio che voglio darvi è abbastanza semplice, abbastanza stupido, abbastanza intuitivo, ma ragazzi, è alla base, fidatevi di lui o di lei, cioè fidatevi, lo avete scelto, a quel punto credo che dobbiate semplicemente fidarvi del lavoro che vi ha fatto vedere, del lavoro che farà sulla base di quello che vi ha fatto vedere, sulla base di quello che vi ha trasmesso, perché è vero che è un lavoro che ci mette tante ansie, anche lato nostro, perché ci sentiamo responsabili di un racconto, di una narrazione, almeno io la vivo così, che fondamentalmente avviene quasi sempre una volta sola nella vita, quindi capiamo benissimo l'importanza che si dà a questo giorno e quello che vi chiediamo in cambio è semplicemente fiducia, fiducia nel nostro lavoro, fiducia nel fatto che ci mettiamo il cuore, e se voi non percepite questo, tornando al consiglio numero 3, signori, questo lo dovete capire prima, cioè capendo bene chi siamo, anche voi sarete soddisfatti della scelta. Niente, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto, pazienza, ce ne faremo una ragione, così come le altre cose. E vi invito a seguirmi su tutto il resto dei social che esistono su questo mondo. Basta, nient'altro, ragazzi, io torno a fare le mie foto, torno a fare i miei video e torno a fare quello che faccio. Che domani c'è un matrimonio a Francoforte. Ciao!